dal desiderio di capire la risorsa legno a che punto è per la montagna e come può essere ulteriormente sviluppata, se può essere veramente una delle risorse insieme all'acqua, al turismo e io dico anche alle nuove tecnologie per rilanciare l'economia di montagna e consentire ai ragazzi di rimanere in montagna e evitare lo spopolamento. Il nostro scopo è quello abbiamo 110 ragazzi adesso iscritti, quello di formare soprattutto falegnami, perché è stata richiesta dai falegnami, dalle ditte locali 30 anni fa quando è sorta, perché uno dei problemi era quello di trovare manodopera. Adesso il problema è un po' inverso, è quello di trovare aziende che assumono manodopera un po' in tutti i settori. Comunque il nostro obiettivo è quello di avviarli sia alla lavorazione alla falegnameria, ma quello di insegnarli ad amare e a voler bene il legno. Quindi fanno anche molto lavoro manuale, ci sono degli artisti, degli scultori che insegnano anche la manualità e abbiamo ovviamente anche dei macchinari poi su cui possono anche attrezzarsi per imparare quando andranno poi in falegnameria. La politica ha un compito fondamentale rispetto al legno, ha il dovere innanzitutto di valorizzare questa materia, che è una materia che si lega agli abitanti della regione fin dai secoli passati, ma ha il dovere anche di preservare quella che è la risorsa legno, perché è una risorsa che va continuamente curata, va continuamente lavorata, va continuamente in qualche modo seguita. Il compito della politica è agevolare chi vuole valorizzare la risorsa legno e nel contempo tutelarla con leggi adeguate, leggi che siano attuali, perché il legno con il tempo si è evoluto.